già 20 binomi, una categoria mista, cioè in caso di parità di penalità dopo il percorso base per il primo posto barrage a tempo, e proprio per il barrage si sono già qualificati 7 binomi. Si tratta di Ben Schröder, mentre vedete al via Emilio Puricelli su San Patrignano A, quindi Marcus Benz, Giorgio Nuti, Francesco Guarducci, Omar Bonomelli, Joer Dubelman e Paul Esterman. Dunque Emilio Puricelli, San Patrignano Up. Per questo percorso base, lunghezza del tracciato 540 metri, tempo massimo 93 secondi. Puricelli che affronta l'ostacolo numero 5, un verticale su fosso, campione italiano in carica, un titolo conquistato proprio pochi giorni fa alle porte di Roma, ai Pratoni del Vivaro, quarto nel premio numero 1 di questo concorso ippico, secondo nel premio numero 2, e adesso affronta quelli che sono gli ultimi ostacoli del percorso base di questa categoria mista, una sorta di piccolo gran premio, una gara importante per i secondi cavalli, percorso vero, e Puricelli rischia un po' troppo su questa combinazione di due elementi, una gabbia, ostacolo numero 9, 9A, 9B, e dunque niente da fare per Emilio Puricelli, termina la sua prova con 4 penalità. Restano ancora 19 concorrenti prima di assistere al barrage. Prossimo cavaliere in gara Manfred Marshall, per la Germania monta Snapjack. Insieme proprio con Manfred Marshall andiamo a scoprire quello che è il percorso disegnato dal direttore di campo Uliano Vezzani, un nome internazionale per un'equitazione che cresce. Ha cercato davvero i contrasti di colore Uliano Vezzani, per un percorso che diventa sempre più coreografico, sempre più impegnativo per i cavalli e i cavalieri. Oxer pari, non eccessivamente larghi, ma vediamo subito questo largo, ostacolo numero 1, 1,35 per 1,30 m, dunque ostacolo numero 2, barriere su muro, 1,40 m, girata a mano destra per la prima combinazione, una gabbia verticale 1,35 m, due tempi di galoppo, un carré 1,40 m, 1,40 m, dunque ostacolo numero 4, un passaggio di sentiero 1,40 m per 1,50 m, quindi il verticale su fosso olimpico 1,40 m, il verticale che supera ancora netto fino a questo momento il percorso di Manfred Marshall. Dunque ostacolo numero 6 ha il primo elemento, un passaggio di sentiero 1,35 m per 1,50 m piuttosto invitante, dunque il verticale su siepe di 1,40 m, poi l'ostacolo numero 7, il passaggio di sentiero di 1,40 m, carré anche questo. Poi l'ostacolo numero 8, un bel muro, un muro piuttosto coreografico, 1,40 m all'altezza, poi la triplice, 1,40 m, 1,60 m, un tempo di galoppo piuttosto corto, 7,40 m la distanza tra un elemento e l'altro, 1,40 m l'altezza del verticale, ostacolo numero 9B, poi l'ostacolo numero 10, un altro verticale di 1,40 m, prima dell'ultima difficoltà, l'ostacolo numero 11, l'Oxer 1,35 m per 1,50 m. Dunque percorso netto per Manfred Marshall, che montava Snapjack. Sono dunque 8, mentre vediamo proprio uno splendido passaggio di Manfred Marshall e il suo Snapjack per un percorso che ha regalato al tedesco la possibilità di accedere al barrage. È la volta di Harry Prudhomme su Starsky nel 95 a Palm Beach, primo posto insieme a Fair Lady nella World Cup Preliminary Competition. Ha debuttato in Coppa delle Nazioni con la Francia 11 anni fa, nono classificato proprio sempre in sella a Starsky in una categoria del concorso ippico internazionale Barrière des Jardins in Francia pochi giorni fa. C'è però subito errore per Harry Prudhomme e per Starsky, il castrone che monta in questa categoria.
dunque 11 ostacoli per 14 salti. Il barrage invece prevede 6 ostacoli per 7 salti, in particolare intanto qui c'è il rifiuto, gara ormai decisamente compromessa per Henri Prudhomme. Ostacolo 9A, 8, 1, 3A e 3B, 10 e 11, dunque un barrage impegnativo, un barrage che vedrà impegnati parecchi concorrenti. La gara è sicuramente importante, è sicuramente selettiva, comunque vedremo un buon barrage, buoni nomi. Mancano ancora nomi importanti prima della fine di questo percorso base, mentre prosegue e volge al termine la prova di Henri Prudhomme. Dicevamo che vedremo Urs Fe, primo tra l'altro nell'ultimo premio di ieri, poi Michel Robert e anche altri italiani. A proposito delle gare della prima giornata, andiamo un po' a riassumere, a rivedere quanto successo con il premio numero 1, uno speciale a fasi consecutive con la vittoria di Juan Carlos Garcia in sella Timothy davanti a Annick Chenu per la Francia su Benoît Duplessis. Quindi 4 italiani, Jerry Smith terzo con l'oro piana Ica Morca, quindi Emilio Puricelli quarto su San Patrignano Deca, Salvatore Vacirca su Heidi quinto e quindi Arnaldo Bologni su Visa la Murzeta sesto. Ancora un errore, dunque 11 le penalità, 109 il tempo realizzato, 109,33 per la precisione, dunque il totale 15 e 25. Chiara Righetti monta Donia e prende il via la sua prova. Tempo massimo 93 secondi, tempo limite naturalmente 186 secondi, il doppio del tempo massimo. Restano 8 i binomi qualificati per il barrage di questa categoria mista nella seconda giornata del concorso ippico internazionale di La Bagnaia, e fino a questo momento non si va oltre, perché abbiamo visto l'errore all'ostacolo numero 4, un passaggio di sentiero 1,40 m, 1,50 m, un ostacolo piuttosto errorabile. Bisogna prestare attenzione anche alla lunga linea, l'ostacolo numero 10, l'ostacolo numero 11, gli ultimi due ostacoli, le ultime due difficoltà di questo percorso base. I cavalieri controllano i propri cavalli, non si cerca il tempo in questo percorso base, bisognerà invece dare il tutto per tutto al barrage, bisognerà cercare la velocità, ancora un errore, ostacolo numero 9, elemento A, dicevamo bisognerà dare il tutto per tutto, cercare la velocità, cercare la precisione per vincere questa categoria mista. Premio numero 4. E ancora un errore anche per Chiara Righetti, 12 penalità, 3 errori, e anche per Chiara Righetti il sogno svanito. Alessandro Carassi del Villar, mentre rivediamo l'errore che ci ripropone il regista Nazareno Balani, e no, eccolo lì, questo è un bel passaggio davvero in questa gabbia, diciamo, replay che ci offre il regista Nazareno Balani per l'esterna 1 di Firenze e l'RVM 2 di Roma. Alessandro Carassi del Villar quest'anno è arrivato nono in una gara a tempo di un Oxy in Austria, Gröfenegg, classe 1952, Carassi del Villar. Ha visto un bel insieme del percorso di gara. Molto bello, abbiamo un'ottica differente, una visione completamente diversa nel seguire Alessandro Carassi del Villar.
Bene, su questo largo è netto ancora il suo percorso. Bene anche sul muro, un muro non banale come siamo soliti vedere. Fiori a non finire. Ah, c'è errore, brutto errore ancora sulla triplice, una triplice che ha creato grandi difficoltà. Molti gli errori. I cavalieri non sono soliti affrontare una triplice in una gabbia. E intanto termina la prova di Alessandro Carassi del Villar con 4 penalità per quell'errore che abbiamo seguito alla triplice. Primo elemento dell'ostacolo numero 9, una gabbia, e lo vediamo. Eccolo qui, rivediamo un passaggio molto bello, molto preciso, molto puntuale da parte di Alessandro Carassi del Villar. E qui l'errore alla triplice, una triplice piuttosto larga, è presa in pieno con la pancia. Bene, invece sul secondo elemento non c'è dunque barrage neppure per Alessandro Carassi del Villar, ma adesso attenzione perché è sul campo di gara Urs Fe per la Svizzera, primo nel premio numero 3, una categoria mista, monta in questo caso Clover Rain, un castrone. Fe è un nome davvero dell'equitazione mondiale, classe 1964, esordito in Coppa delle Nazioni nel 1980, ha partecipato a una finale di Coppa del Mondo l'anno scorso, a un'Olimpiade, proprio quella di Atlanta nel 96, è risultato tra l'altro quinto individuale e sesto a squadre. Quest'anno ha ottenuto un buon quinto posto in una categoria dell'Oxy di Paris-Arras-Desjardins, un quarto, sesto e settimo posto all'Oxy di Modena, oltre al 10° posto nel Gran Premio. Urs Fe. Girata a mano destra, affronta la gabbia. Questa gabbia con triplice e verticale, un tempo di galoppo piuttosto corto tra un elemento e l'altro, sono 7,40 metri. E Urs Fe, siamo stati corretti. Urs Fe termina la sua prova con un percorso netto e accede al barrage, è il nono binomio a qualificarsi per il barrage. Rivediamo qualche fase dello splendido percorso di Urs Fe e del suo Clover Rain. Guardate come salta alto sugli ostacoli, non ha davvero commesso il minimo errore, meritato il suo passaggio. Ma qui siamo di fronte a un altro splendido cavaliere, Michel Robert, francese, molta Bazin, Haute-Serre, quarto nel premio numero 3 di ieri. Qui intanto rivediamo i concorrenti e i binomi che accedono al barrage senza che li vado a ripetere tutti. Ringraziamo anche la grafica per questo. Michel Robert quest'anno oltre ai tantissimi titoli che in carriera ha conquistato, ha ottenuto il primo posto ai Giochi del Mediterraneo su Auleto, è giunto ottavo nel Gran Premio a Piazza di Siena e si è aggiudicato un secondo posto in una categoria a concorso ippico internazionale di Parigi la settimana scorsa. Ma da ricordare anche una vittoria ottenuta lo scorso anno proprio qui alla Bagnaia nel premio numero 6, ed era il derby proprio in sella allo stesso Auleto. Vedremo dunque Michel Robert impegnato nel derby, probabilmente è la gara su cui punta questo concorso olimpico internazionale, la gara anche su cui si punta per
permettere al concorso di La Bagnaia di avere un nome davvero nel computo dell'equitazione italiana e mondiale. In Italia infatti sono davvero poche le possibilità di assistere a una gara di derby, una gara tra l'altro molto spettacolare, con i cavalli che entrano e escono dal rettangolo di gara per affrontare altri ostacoli naturali. Tanto facile fino a questo momento il percorso di Michel Robert. Anche lui ha rischiato sulla triplice. Ah, c'è errore però all'ostacolo numero 10, lo stesso ostacolo che aveva costretto all'errore lo juniores italiano Riccardo Pasquini, ostacolo numero 10, e Michel Robert che si deve accontentare delle 4 penalità. Bisogna guardare anche però il tempo, 94,30, dunque ci sono 0,50 penalità per aver superato il tempo massimo che era di 93 secondi. Qui vediamo un bel passaggio di Michel Robert. Un'occhiata al prossimo ostacolo da affrontare. Qui l'errore, prima sfiorato con gli anteriori e poi buttato giù la barriera. Per l'Italia Marco Porro non è Marco Porro probabilmente. Andiamo un attimo a vedere se qualcuno sì, Marco Porro non è, questo ci sembra scontato, probabilmente dovrebbe trattarsi di Vreiling. È proprio Vreiling, monta in dorato. Dunque noi segniamo Vreiling. Segniamo pure in dorato e andiamo a seguire la prova dell'olandese, che ieri sera era a cena con Jerry Smith, nostro italiano di origini olandese. Ne ha ancora sfiorato il primo elemento dell'ostacolo numero 8, non è stato abbattuto, un po' fortunoso anche nel verticale. Comunque fino a questo momento Vreiling è netto e termina così con 0 penalità la sua prova. 0 le penalità per l'Eldorado qualificato per il barrage. E arriviamo a 10 alla seconda. Marco Si riparte su Alfredo per l'Italia. adesso, si riparte con Marco Porro, mentre rivediamo ancora qualche fase della prova di Vreiling e Marco Porro adesso che insella al suo Alfredo, il suo castrone grigio. E questo Marco. Marco Porro è un giovane, 23 anni, e quest'anno in sella al Fiona ha ottenuto un 8° posto nel Gran Premio dello XI di Cervia.
difficile tenere a bada il suo cavallo, che infatti commette errore sul muro. È il primo binomio a commettere errore sul muro, rischia anche sul primo elemento della gabbia, poi arriva troppo a ridosso dell'ostacolo successivo, del verticale, dunque c'è errore e siamo a 8 penalità, anche se il tabellone rimane a 4, adesso viene aggiornato, dunque 8 le penalità per Marco Porro e il suo Alfredo. Il tempo sicuramente molto basso, 81 e 18, e vediamo proprio l'errore al muro, ostacolo appena sfiorato, l'unico concorrente ad aver commesso questo tipo di errore. E qui un altro bel primo piano di Marco Porro. Spettacolari queste immagini. Piero Migliorini monta Belzebub, un castrone olandese di 14 anni. Subito un errore. Restano, oltre a Piero Migliorini, altri 8 concorrenti, prima poi di assistere al barrage. Splendida atmosfera creata naturalmente dal paesaggio, dal concorso ippico, dalla musica in sottofondo e dallo splendido sole che bacia davvero tutta l'Italia. E chiude dunque con 4 penalità Piero Migliorini e il suo Belzebub. Non c'è possibilità di accedere al barrage. Eccolo qui, l'errore, preso davvero malamente questo ostacolo, e chissà quale bandiera si alzerà più delle altre nel Gran Premio. Alessandro Grossato monta Inspiration. Grossato ha 23 anni, monta a Torino. Quest'anno, da sottolineare, il terzo posto conquistato al Gran Premio del concorso internazionale di Cervia su Septien-de-Manche, ma anche il primo posto al Gran Premio di Telf in Austria, il secondo posto nel concorso ippico internazionale di Feldkirch, concorso ippico di Austria. Alessandro Grossato sul muro, si allarga per affrontare la gabbia, c'è il rifiuto, una traiettoria errata, probabilmente è uscito dal muro, ha girato troppo stretto e il cavallo non è riuscito più a riprendere la traiettoria ideale. Adesso cerca di richiamare all'ordine il suo cavallo, qualche difficoltà, il suo Inspiration non ne vuol sentir parlare. Eccolo qua, ci risiamo, vediamo un po' se la prenderà un po' più larga, e infatti vedete, così avrebbe dovuto fare, invece ha rischiato la traiettoria sbagliando proprio, c'è errore, ma ormai non c'è più niente da fare.
ultimi 2 ostacoli ci saranno pure penalità per il tempo, altre 4 penalità, e dunque 11 le penalità agli ostacoli, ma andranno aggiunti sicuramente dei punti di penalità per il tempo 115,62, e ancora il suo cavallo un 16 e 3 po'... quarti il totale delle penalità per Inspiration, 5 e 3 quarti per aver superato Ecco, il qui tempo vediamo proprio il massimo, rifiuto. tempo di 115,62. 16 43 quarter for Inspiration. Ci ha messo non poco per cercare di richiamare all'ordine, e vedete la splendida tenuta della bagnaia. Siamo su Ionella Ligresti, anche affari al di fuori dell'equitazione. Ionella monta Daisy, una femmina olandese di 12 anni. Trent'anni Ionella Ligresti. L'anno scorso è stata nona nel Gran Premio dell'Oxy di Lugano, quest'anno nono posto in una gara a tempo all'Oxy di Morcel in Belgio. E brava Ionella, che termina con un bel percorso netto. Anche Ionella Ligresti e la sua Daisy si qualificano per il barrage. Siamo a 11 concorrenti, 11 binomi qualificati per il barrage. Adesso sul campo di gara, mentre rivediamo ancora il passaggio in questa combinazione di Ionella Ligresti e di Daisy, vediamo l'entrata in campo della principessa Al Hussein di Giordania. Se la prende comoda Al Hussein. Al Hussein monta Kaman, castrone grigio. Al Hussein che non ha grandi risultati in carriera, ma che ama davvero viaggiare. Lei che può, figlia del re Hussein di Giordania, non crediamo possa avere problemi. Si diverte, le piace davvero questo ambiente. Cavallo piuttosto grande. Nei prossimi giorni